Sesta corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, Escamotage BG, Elodie ZS, Ella, Eindhoven DL, Enkel Spritz, Eva Doctor in prima fila, Elomar, Ellie Bro Dipa in seconda. Favori in chiusura per Escamotage BG, Roberto Vecchione in sediolo. L'alternativa principale individuata in Eindhoven DL. Numero 4, macchina che accelera. Partiti con la velocità di Escamotage BG, che però non è sicurissimo, lo rimette al volo. Numero 2, Elodie ZS, Roberto Vecchione, intanto la squalifica squalificato. per Elodie ZS, aveva già sbagliato Ella che rimane fuori corsa. E in seconda posizione va Elomar, che ha seguito direttamente la scia del leader. Vediamo intanto i cavalli che stanno per completare i primi 400 metri di gara in 31, con leader sempre Escamotage BG. In terza posizione vediamo Ellie Brodipa, mentre cerca di progredire all'esterno Eva Doctor, anticipata però da Eindhoven DL, che la contiene mandandola in terza ruota. Davanti però continua a guidare a discreto ritmo Escamotage BG, e ora su passaggio in 1 minuto e 5 decimi cerca di farsi luce a Eindhoven DL, che raggiunge Elomar in seconda posizione. Intanto il chilometro è percorso nell'ordine dell'1:15:9. Si impegna Eindhoven DL a lato di Elomar. Più indietro Ellie Bro Dipa, ma il leader per il momento non si lascia avvicinare. 400 all'arrivo con Escamotage BG in evidenza su Elomar, mentre cala Eindhoven DL, serra sotto Ellie Bro Dipa. Questi 4 nettamente più avanti degli altri 2, entra in netta vantaggio addirittura d'arrivo Escamotage BG, prova a spostare dalla sua scia Elomar. È un po' fermo Escamotage BG, Elomar però non guadagna terreno, e così Escamotage BG si riprende bene e vince nei confronti di Elomar. Terzo posto a centropista per Eindhoven DL, che ritorna su Ellie Bro Dipa. 1:15:7 il ragguaglio conclusivo, 37 a chiudere. All'ingresso addirittura sembrava un po' in difficoltà Escamotage BG, si è ripreso bene nel finale. Roberto Vecchione lo porta a un successo comunque netto sul traguardo. Rivediamo le battute conclusive, vedete, ben sostenuto da Roberto Vecchione. Escamotage BG vince nei confronti di un comunque valido Elomar, che corre ancora bene dopo l'ultima buona uscita, e al terzo posto finisce un generoso Eindhoven DL. Roberto Vecchione assegno dunque in questa quinta corsa per conto di Holger Ellert per il Scuderia San Vincenzo.